Ciao a tutti. Oh, benvenuti ragazzi. Allora, noi siamo pronti a questo punto a farci un viaggio, come dire, nel rock. Parlavamo di digitale, voi il digitale l'avete saltato a pie pari. Siete Sono rimasti passati al post digitale. siete già al posto digitale, com'è? È tutto analogico. Diciamo che siamo fedeli al calore dell'analogico, ma comunque non disdegniamo il digitale. E semplicemente se è buona musica ci piace. Certo, semplicemente e poi... avete imparato a suonare questi meravigliosi strumenti, adesso è giusto che continuate a farlo. Allora, stasera però qui anche voi ci portate degli inediti, che succede? Stasera saranno 4 inediti. Attenzione. Il primo viene dal nostro già ormai passato EP, qualcuno probabilmente lo conosce, si chiama La legge del più forte, e i prossimi brani lo conosco. Qualcuno lo conosce, sì. Mentre tutti gli altri faranno parte dell'album a cui stiamo lavorando negli ultimi tempi. Proprio così, una super anteprima, ragazzi. E allora, come dire, benvenuti al salotto i Twang. Molto bene. Ogni giorno caccia una preda, sempre la più debole. Torna a casa con le zanne sanguinanti, soddisfatto e docile. Forte del suo trono fatto di carcasse, pensa che nessuno e niente lo distruggerà. Quando sotto di lui crollerà, allora si sveglierà. Su chi non reagisce, li spinge in angoli bui e tutti vedono e nessuno agisce, sono tutti come lui. Si atteggia maschio alfa ma anche lui si abbassa ad adulare l'animale che un giorno lo divorerà. Ed il bello che tutto sommato tutti quanti bene sa.
tutto quanto ma fa finta di niente. Fa quello che deve per fugare la sorte. Miete morte, scappa all'occorrenza a mente. Segue la cosiddetta legge del più forte. La 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 legge del più forte. I Twang, beh, subito siete partiti con una buona dose di energia, devo dire, una buona dose di energia, ma a questo punto, come dire, la curiosità si fa sempre più pungente, perché ci avete annunciato che sono dei pezzi nuovi, sono tra l'altro i pezzi su quali state lavorando adesso, quindi siete, diciamo, caldi su questi brani che ci fate ascoltare. Perché in fondo questo lo conoscevano, magari gli altri gli fanno schifo adesso. Vabbè, adesso questo Può essere. diciamo è il rischio di andare sul palco, soprattutto il rischio c'è. Direi che comunque avete un pubblico abbastanza, diciamo, dalla vostra parte, però Un pubblico bellissimo, devo dire. cioè, bellissimo e dalla vostra parte, quindi, cioè, mi sembra, però effettivamente il rischio c'è. Con cosa li possiamo, diciamo, preparare? Magari dal titolo si possono già, come dire. Il titolo devo dire che già fa capire tutto, perché si chiama Frau Blücher. Quindi Non si capisce niente. Avete capito tutto? È una cosa tedesca, quindi una cosa tedesca. una citazione di Frankenstein Junior. Non so se hai preso. Ah, come non ho presente quello film che è il mio film preferito con mio figlio. Certo, Frankenstein È un pezzo Junior. musicale, quindi anche se non conoscete Frankenstein Junior, No. sopravviviamo. Beh, comunque Frankenstein Junior lo consigliamo, è la visione, diciamo, pubblico, anche, diciamo, giovane. Allora, si può fare, ho capito, qua c'è già chi conosce tutto. Allora, signore e signori, per gli amanti del genere, a questo punto io non so ripeterlo, però è una cosa che si è vista in Frankenstein Junior e Per loro gli sono amici Frau, il pezzo è Frau. Frau, amico, Frau, i Twang. Nero e caldo il nodo che ci stringe al collo, fredda è l'aria nei polmoni, lampo bianco, carne squarcia il tetro manto, da cui emerge imponente Frau, 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 Frau.
Gela il nostro sangue mentre lei ci parla, fra nitriti e crepiti. Emergono mute grida dalle nostre gole, è sempre più imperiosa. Frau, 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 Frau,